Metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa, ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro, questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto ton, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista, con la musica non prova alcun diletto ton. Il clarinetto ton si butta un po' giù, non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con clarinetto jazz, per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Senza la chitarrina non puoi far manco una canzoncina un po' sveltina in do. E allora come fa per fare un po' filu 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 fila? La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Grazie a tutti, buonanotte, grazie dell'accoglienza, grazie a nome dei ragazzi dell'Orchestra Italiana.